Abbiamo giocato sul nome di Pio X, chiamandola ad esempio vite ispiranti. Abbiamo chiamato 3 persone che riteniamo possano fungere da modello, che attraverso quello che fanno nella loro vita possono fungere veramente da esempio edificante. Quindi da questo gioco di parole abbiamo organizzato questa serata. 3 esempi di vita, 3 storie a confronto sotto il segno di Pio X in municipio ariese. Davanti ad una sala piena di volti e di curiosità si sono confrontati i percorsi di Sammy Basso e la sua vita che si consuma al doppio della velocità rispetto agli altri, Rudy Zanatta e la sua fabbrica dei sogni per chi non ha più tempo per attendere la realtà, e Giovanni Trinca con il suo quasi mezzo secolo di impegno verso chi è arrivato qui con la speranza di un futuro migliore. 3 volti per quell'impegno comune che li avvicina alla vita e alle opere di Papa Sarto, quello di far del bene. Far del bene significa tentare di lasciare il mondo anche leggermente migliore di come l'abbiamo trovato. Per lei cosa significa fare del bene? Metterci il cuore, cioè credere in quello che fai, che ci ho sempre creduto e spero di continuare a farlo sempre con il cuore. Fare del bene vuol dire vivere meglio noi, cioè fare del bene agli altri vuol dire fare bene per me. Così Sammy ha raccontato la sua battaglia perché la progeria, malattia dell'invecchiamento precoce, in futuro non faccia ad altri bambini ciò che invece sta affrontando lui. L'unico esempio che posso dare, ma che direi possiamo dare, è proprio questa idea di partecipazione, di tante persone che assieme vanno avanti e arrivano a un obiettivo. Obiettivi invece che continueranno a ripetersi per Rudy, che finora ha dato realtà a oltre 300 sogni di bambini e ragazzi che hanno affrontato il dramma del tumore. Tutte storie con un'unica morale. La vita deve essere vissuta a pieno e credere nel potere dei propri sogni è incredibile e fondamentale. Sogni che per molti immigrati sono diventati la realtà di una vita normale, lontano da guerre, fame e cambiamenti climatici. Storie che ricordano i nostri emigranti in quella disperazione del viaggio a Catar Fortuna che il vescovo Sarto fu tra i primi a percepire. I migranti bisogna rispettarli per quello che sono, non c'è da odiarli né da amarli, bisogna rispettarli. Secondo lei Pio X adesso cosa direbbe di questa ondata di... Sarebbe schierato con noi, tanto per essere chiari, sicuramente.